Amministrativa e referendum giustizia, 10 comuni agrigentini chiamati a scegliere sindaco e consiglio comunale. I 5 quesiti referendari non hanno raggiunto il quorum. Bimbo muore travolto dall'auto del padre, incidente sul lavoro, agricoltore perde la vita schiacciato dal trattore, 38enne accoltellato durante una rissa. Tavolo territoriale sulla tangenziale di Agrigento. Burgio inaugura il MUCEB, museo a cielo aperto. Presentato il progetto Simposio degli Dei. Inaugurata panchina viola a Montevago. Calcio, il Palermo risale in B e l'Acragas è ad un passo dalla D. Basket, la Fortitudo batte Rieti. Domani gara 2, sempre al Pala Moncada. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri domenica 12 giugno si sono tenuti 2 importanti appuntamenti elettorali, le elezioni comunali in 120 comuni siciliani, di cui 10 in provincia di Agrigento, e 5 referendum sulla giustizia che non hanno raggiunto il quorum. Ci sono i servizi. Come nelle previsioni, 5 referendum sulla giustizia sono stati un flop e di conseguenza tutto resta così com'è. In Sicilia, come in tutta Italia, la percentuale dei votanti si attesta attorno al 22% e rappresenta il dato tra i più negativi della storia repubblicana. La soglia minima da raggiungere è il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Dal 1946 a oggi sono stati 67 referendum abrogativi, alcuni come quello sul divorzio del 1970 e sull'aborto 1981 hanno segnato lo spartiacque dei diritti del nostro paese e hanno avuto percentuali altissime di affluenza, il 79,4% l'aborto e l'87,7% il divorzio. Ma già l'ultimo referendum, il 17 aprile 2016, sulle trivelle raggiunse appena il 31,18% di votanti, andò a votare un elettore su 3. Per trovare il flop dei flop bisogna tornare indietro di 13 anni, al 2009, ai 3 referendum promossi da Mario Segni e Giovanni Guzzetta. Tema di questi propositi l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista più votata anziché alla coalizione. Stesso meccanismo anche per il Senato. Impossibilità per una stessa persona di candidarsi in più circoscrizioni. Alla chiamata rispose solo il 23% degli italiani. La Sicilia non ha fatto eccezione nel panorama nazionale. Il voto per le amministrative non ha salvato i 5 quesiti referendari e la percentuale si è attestata attorno al 20%, con punte più alte dove si votava per le amministrative. Con la riconferma dei sindaci di Palma di Montechiaro ed Aragona, e quindi dove è riconfermato il primo cittadino uscente Peppe Pendolino, che ha avuto un netto distacco sullo sfidante Dino Buscemi. Fin dalle prime schede scrutinate è apparso chiaro questo divario che c'è stato con quasi 3.000 voti, e anche Pendolino è intervenuto con una dichiarazione, ringraziamento del risultato conseguito, e quindi il ringraziamento degli elettori. Voglio ringraziare tutta Aragona, tutti gli elettori e la mia squadra. È stata una sorpresa avere una percentuale così alta, non me l'aspettavo. E invece per quanto riguarda Sciacca abbiamo un vantaggio sempre del candidato Termini con 1.449 voti, il 38,4%, con questo testa a testa con Messina che ha 1.458 voti con il 38,7%, e staccato Mangiacavallo con 862 preferenze pari al 22,9%. Campobello di Licata in vantaggio Antonio Pitruzzella del Movimento 5 Stelle con 1.267 voti, il 21,82%, seguono Michele Termini con 1.240, 21,36%, Vito Terrana con 1.249, 21,51%, Andrea Mariani 962, 16,57%, e Angelo La Greca con 231 preferenze pari al 3,98%.
ancora, sempre per aggiornare i dati, approfittando anche dati che vengono aggiornati anche dal sito Grandangolo. Bivona in vantaggio il sindaco uscente Milko Cinà con 923 voti, mentre la sfidante Carola Calafiore ha 661 preferenze. Sempre a Lampedusa e Linosa in vantaggio il candidato Filippo Mannino sul sindaco uscente Totò Martello. Il Mannino al momento ha 995 preferenze, 727 sono quelle di Totò Martello. Testa a testa tra i candidati a comitini, dove c'è il candidato Cuffaro con 269 preferenze e Nigrelli a 267 voti. A Cattolica Araclea il Santo Borsellino, primo cittadino uscente, viene riconfermato alla guida del comune, vincendo la sfida elettorale contro il medico odontoiatra Enzo Paolo Cammalleri. Borsellino, dopo aver preso la vittoria, è sceso in piazza ad abbracciare i suoi elettori. Festa, applausi e abbracci per il neosindaco che guiderà per altri 5 anni il comune di Cattolica Araclea, e anche in questo caso un ringraziamento del sindaco agli elettori. Ringrazio tutta la comunità e anche chi non mi ha votato, perché le porte sono aperte per tutti. Ha vinto Cattolica Araclea oggi, questo quindi il commento e il ringraziamento del primo cittadino uscente di Cattolica Araclea, Santo Borsellino. E poi a Santa Margherita di Belice, dove il farmacista ed ex presidente del Consiglio Comunale Gaspare Viola è il nuovo sindaco. Viola ha superato l'agronomo Giacomo Abruzzo, già assessore dell'ex sindaco Franco Valenti, e a quest'ultimo alla guida del comune per 10 anni, quindi succede proprio Gaspare Viola. E quindi questo per quanto riguarda l'aggiornamento in diretta dei risultati. Un aggiornamento che concludiamo, prima di restituire la linea, concludiamo con questa intervista al sindaco confermato di Aragona, che appunto ci propone la regia con questa dichiarazione di Pendolino, il sindaco riconfermato ad Aragona, che prego la regia di mandare in onda. Sindaco, ormai non ci sono più dubbi, è ancora lei il sindaco di Aragona, netta vittoria contro l'avversario Dino Buscemi. Sì, ormai i dati diciamo che mi hanno riconfermato. Innanzitutto voglio ringraziare tutta la cittadinanza di Aragona, voglio ringraziare tutti gli elettori, voglio ringraziare la mia squadra. Che dire, è stata veramente una sorpresa avere una percentuale così alta, non me l'aspettavo. Comunque voglio ringraziare anche i miei avversari, con il candidato sindaco Buscemi e tutti i candidati al Consiglio Comunale e tutta la coalizione, perché per la prima volta forse ad Aragona si è portata avanti una campagna elettorale dai toni pacati e da un confronto abbastanza moderato. Quindi voglio dire che sarò sempre il sindaco di tutti e sarò sempre a disposizione di chiunque abbia qualsiasi tipo di esigenze, di necessità nei confronti dell'ente comune, perché non mi considero, come qualcuno dice, il sindaco è quello che comanda. No, il sindaco è a servizio della collettività, il sindaco è a servizio dei cittadini, perché questo è l'incarico che danno i cittadini a uno che deve amministrare la collettività. Se l'aspettava una vittoria così netta nei numeri, numericamente? No, devo dire la verità, no, non me l'aspettavo. È stata veramente una novità, che dire, un dato che mi rincuora, perché vuol dire che i miei concittadini hanno riconosciuto il buon lavoro. Cosa ha fatto la differenza in questa campagna elettorale? Ma guarda, la differenza l'ha fatta il lavoro che abbiamo fatto e come ci siamo proposti per quello che vogliamo fare, e comunque
Secondo me la differenza è stata fatta anche dal fatto che noi siamo stati una coalizione con la gente e tra la gente. Adesso, altri 5 anni di governo, la prima cosa che farà da rieletto sindaco di Aragona? Guardi, diciamo che continuerò nell'azione amministrativa intrapresa e comunque punteremo tutto su quella che è la riqualificazione urbana per lo sviluppo di questa cittadina. Avere un paese vivibile con i servizi che funzionano e speriamo di dare anche l'opportunità a tanti giovani di poter rimanere nel proprio territorio, nella propria terra. Questo è quello che ho chiesto alla mia squadra, questo è quello che ho chiesto, perdonate l'emozione, al popolo di Palma, al mio popolo, non solo di riconfermarmi, ma di farmi stravincere, di farmi percepire l'affetto, la forza, la condivisione di un progetto che in questi anni con 1000 difficoltà abbiamo portato avanti. E l'abbraccio che abbiamo ricevuto è un abbraccio potente, unico, emozionante, che mi rende orgoglioso e onorato di continuare a servire questa città. Palma di Montechiaro difficilmente premia un sindaco per 2 mandati consecutivi. Questa è la dimostrazione di come ha lavorato in questi 5 anni. Peraltro abbiamo tra i vari record quello di essere stati riconfermati al primo turno. Era già successa una riconferma ma al ballottaggio. Questa è la prima volta che un sindaco uscente viene riconfermato al primo turno e in modo così forte e affettuoso. Io ringrazio veramente tutti, dalla mia squadra, ai miei collaboratori, ai consiglieri, a tutti, ma ringrazio il Presidente della Regione Nello Musumeci, il Presidente del Consiglio Draghi, l'ex Presidente Conte, tutta la deputazione nazionale, tutta la deputazione regionale senza distinzioni di colore, perché chiunque di loro all'appello di Palma di Montechiaro ha sempre risposto presente e noi non finiremo mai di ringraziarli perché il percorso intrapreso, che è quello del risorgimento della mia città, è un percorso che non solo non si arresterà ma andrà avanti ancora con maggiore forza. Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, nemmeno un giorno, abbiamo rinunciato forse a dare un volantino in meno, ma abbiamo preferito lavorare per questa città, perché crediamo, al di là poi della gioia della riconferma, che quello fosse un dovere prioritario. E se in quel momento, le faccio un esempio, mi chiamava l'onorevole Di Mauro per comunicarmi un finanziamento anziché l'onorevole Di Caro, anziché un ufficio della regione siciliana o un ufficio del governo nazionale, in questo caso era il PNRR, noi non potevamo dire dobbiamo andare a fare campagna elettorale, noi dovevamo servire questa comunità perché eravamo certi dell'affetto del nostro popolo. 60 milioni su per giù di finanziamenti, 82 nei primi 5 anni, sarà difficile migliorare. Sarà difficile ma non impossibile, perché di questi 82 13 milioni li abbiamo realizzati, 69 sono da realizzare ed è questo l'impegno che prendiamo, oltre a continuare a essere d'esempio per l'efficienza nella gestione del bilancio e nel recupero dei finanziamenti. Siamo una grande squadra e continueremo a servire Palma. Senta, con questa base di partenza, con i suoi cittadini che lo amano, un pensierino alle regionali lo ha fatto? Abbiamo scelto di candidarci a sindaco perché lo considero l'onore più grande. Noi questi 5 anni li dedicheremo a Palma di Montechiaro. Poi dopo questi 5 anni l'affetto del popolo, la volontà di Dio e l'aiuto della mia squadra decideremo insieme quale sarà il da farsi. Una cosa è certa, per la prima volta Palma è unita, forte e compatta verso il suo rinascimento. Tragedia a Messina, bimbo muore travolto dall'auto del padre che era uscito dalla vettura per aprire la porta del garage. L'altro figlio, rimasto dentro, ha azionato il cambio e la macchina ha travolto il fratellino. Vediamo. Dramma a Messina, nella tarda serata di ieri. Un bambino di appena 2 anni è morto travolto dall'auto del padre. La tragedia si è consumata intorno alle 22:30 in un complesso condominiale nella zona di Bordonaro. Secondo una prima ricostruzione, tutta la famiglia era da poco rientrata a casa. Il padre sarebbe sceso per aprire il garage quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, l'auto in sosta ha iniziato a muoversi travolgendo il bimbo più piccolo che era sceso dal mezzo. L'impatto è stato fatale, non c'è stato nulla da fare per il piccolo investito dalla vettura. Scene di disperazione sul luogo della tragedia con i 2 genitori che sono ancora sotto shock. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi di rito. L'area della tragedia è stata sequestrata da parte della magistratura per poter chiarire le cause dell'incidente che è costato la vita al piccolo di appena 2 anni.
Tragedia anche ad Agrigento, incidente sul lavoro in un terreno agricolo in contrada Gibisa nelle campagne tra Agrigento e Favara. Un agricoltore di 64 anni, Rosario Dinolfo, favarese, si trovava alla guida di un trattore quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato, schiacciando il conducente che ha perso tragicamente la vita. Nel luogo dell'incidente sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e il personale del 118. I sanitari hanno constatato il decesso. Nella zona è atterrato anche l'elisoccorso, poi ripartito vuoto. I carabinieri della compagnia di Agrigento e della tenenza di Favara hanno avviato le indagini che serviranno a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Un 38enne agrigentino è stato accoltellato nel corso di una rissa scoppiata davanti ad un locale di Viale dei Giardini a San Leone. Con un vistoso taglio alla spalla è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici in servizio lo hanno sottoposto alle cure del caso, applicandogli diversi punti di sutura. Non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno avviato le indagini coordinati dalla Procura della Repubblica. Dopo aver effettuato un sopralluogo hanno cercato testimonianze. È accaduto poco prima della mezzanotte. Tra più soggetti sarebbe nata una discussione dai toni abbastanza accesi per motivi poco chiari. Il più esagitato a un certo punto avrebbe impugnato un'arma da taglio, sembrerebbe un coltellaccio, e avrebbe colpito il 38enne agrigentino alle spalle. L'aggressore poi sarebbe fuggito via e con lui anche gli altri partecipanti alla baruffa. Il comune di Realmonte raggiunge 3 grandi obiettivi: il PRG, la Scala dei Turchi e la realizzazione della caserma dei Carabinieri. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta al municipio di Realmonte una proficua e interessante seduta del Consiglio Comunale aperta alla città, in cui sono stati affrontati 3 punti di grande interesse cittadino. All'ordine del giorno il piano regolatore generale di Realmonte, la Scala dei Turchi e la realizzazione della caserma dei Carabinieri. Come sindaco del territorio oggi sono molto soddisfatta perché è stato convocato un consiglio comunale aperto, un dibattito pubblico. I punti all'ordine del giorno erano 3 molto importanti, che sono l'approdo di un lavoro che inizia con l'insediamento e ancora viene portato avanti con uno spirito di servizio e con la convinzione che valorizzare tutte le risorse del territorio significhi veramente andare verso la bellezza e verso il futuro di un paese meraviglioso che ha vocazione turistica. 3 punti, dicevo, una discussione aperta sulla base delle tavole, della bozza di tavole portata l'altro ieri all'ufficio tecnico dal progettista architetto Bruno Gallo, e quindi una discussione in consiglio comunale con i consiglieri, i tecnici, la cittadinanza rispetto a quelle che sono le possibilità, il futuro, valutazioni che riguardano appunto il piano regolatore generale, che come tutti sappiamo è uno strumento obbligatorio e che il comune di Realmonte dopo 40 anni è riuscito ad avere. Oggi vi è un decreto, è pubblicato e quindi si ragiona sul futuro ancora una volta e sulle possibilità che tutto questo strumento può dare e anche sulle criticità appunto di questo strumento, e quindi valutare e capire in sede di consiglio comunale quali sono le strategie, le opzioni eventualmente per migliorare, per rispondere a tutte le esigenze e interessi legittimi dell'intera cittadinanza. Il secondo punto riguarda una presa d'atto, un finanziamento tenuto di quasi 1 milione di euro per il presidio di legalità. Per questo noi ringraziamo le forze dell'ordine perché con noi hanno portato avanti questo progetto e quindi che è relativo il punto di oggi al progetto esecutivo prodromico alla definizione del decreto di finanziamento. Terzo punto, ancora una volta un impegno costante e continuo che porta ad un risultato concreto e riguarda la Scala dei Turchi. Ieri è pervenuta, l'altro ieri, una nota da parte dell'assessorato regionale. L'assessorato regionale praticamente propone la gestione esclusiva in capo al comune del sito Scala dei Turchi, della parte oggetto di contenzioso, mentre con riguardo alla parte demaniale, a seguito di un incontro, lo stesso incontro in cui è stata proposta la
gestione al Comune in via esclusiva del sito nelle more della definizione del 19 in assessorato regionale. Per questo io torno a ringraziare l'assessore e l'assessorato regionale che si sono fatti promotori di questa bellissimo risultato, che è quello appunto di una proposta che vede il Comune come ente che può tutelare a 360 gradi l'interesse pubblico a gestire questo meraviglioso sito. L'altro punto riguardava una istanza che noi faremo partire a seguito del Consiglio, che è ex articolo 30, che riguarda la parte demaniale di gestione sempre del sito Scala dei Turchi. L'assessorato regionale ci ha manifestato la disponibilità a concedere quell'area demaniale, e a seguire, dopo l'esito formale appunto di questa richiesta, verrà pubblicata una manifestazione di interesse, e allora a quel punto sì, si entrerà nel vivo della tutela, gestione ed eventuale fruizione. La fruizione dipende, io l'ho detto più volte, da Revisionando PAI. Noi abbiamo un incaricato dei tecnici, i lavori di messa in sicurezza sul sito portano nella direzione della fruizione, ma ripeto, anche qui per pensare a una reale fruizione bisogna comunque attendere quell'esito appunto di autorità di bacino, ma in ogni caso, e a prescindere da ciò, inizieremo appunto, come dicevo prima, una gestione, la tutela del sito, una promozione a 360 gradi, quantomeno sulla parte demaniale, nell'amore e nell'attesa che anche la parte privata possa valutare questa bozza di cui oggi il Consiglio Comunale ha preso atto e nel breve tempo possibile addivenire ad un accordo, in modo, nelle more che venga definita la transazione, in modo da tutelare veramente un sito e veramente restituirlo alla collettività. Oggi abbiamo voluto fortemente, ho fatto la proposta insieme al sindaco di portare questo piano regolatore in Consiglio Comunale. La proposta nasce dopo l'ultimo incontro avuto con gli uffici, con l'architetto Bruno Gallo, con il proponente, che si è tenuta al giorno 7, quindi subito abbiamo convocato un Consiglio Comunale di seduta straordinaria e aperta al pubblico, appunto per dare la possibilità a tutti, tecnici privati, ufficio e cittadini, per dare la possibilità di esprimere le proprie considerazioni su questo piano regolatore in base al voto del CTS, che a quanto pare non è proprio quello che noi speravamo, che danneggia un po' il nostro territorio rispetto al piano di fabbricazione che abbiamo da 40 anni in attivo. Questo piano regolatore invece porta effettivamente una diminuzione per quanto riguarda le zone C, e l'unica cosa che abbiamo la possibilità di poter edificare in zona agricola, sempre a livello agricolo, da 10.000 a 4.500, quindi reputiamo che era doveroso fare questo Consiglio Comunale. Abbiamo avuto la possibilità di avere non solo l'architetto Bruno Gallo, che è il progettista del piano regolatore, ma anche la possibilità di avere in videoconferenza l'ingegnere Girone, che ha spiegato le motivazioni del nucleo di valutazione, che ha cercato di rendere dotti i cittadini e i tecnici su quelle che sono state le loro valutazioni. Dal prossimo 30 giugno anche gli studi professionali come quelli di architettura dovranno essere dotati di POS. Al momento tale obbligo riguarda solo i professionisti che nel corso del 2021 abbiano fatturato almeno 25.000 euro, ma dal 1 gennaio 2024 tutti i professionisti dovranno essere in possesso di POS a prescindere dal fatturato, a carico di chi non si doterà di tale sistema elettronico di pagamento. Per ogni transazione negata sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, a cui aggiungere il 4% dell'importo della stessa transazione. Il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, esprime delle riserve e afferma: assistiamo da tempo a un delirante processo di trasformazione delle attività da professionali a commerciali. Prima prosegue la trasformazione delle prestazioni intellettuali dell'architetto in mere forniture di servizi di architettura e ingegneria, e a seguire la trasformazione dei liberi professionisti in operatori economici, i quali per l'affidamento
di prestazioni delicate come quelle della progettazione sono costretti a partecipare a gare che si chiudono con ribassi sempre più mortificanti per la dignità dei concorrenti e per la qualità delle stesse prestazioni professionali, con gravi ricadute sulla qualità delle nostre città. E ancora prosegue l'Amendola: a completare questa pessima trasformazione arriva adesso anche il POS, che da un lato risulta un sistema del tutto inadeguato ad attività professionali che sono svolte a seguito di sottoscrizione di contratto. Stamani al Teatro Pirandello di Agrigento un tavolo territoriale aperto a cittadini, istituzioni, enti e associazioni per un confronto sul progetto ANAS volto alla realizzazione della tangenziale di Agrigento. Si tratta dell'itinerario Gela-Castelvetrano. Arturo Cantella. Oggi un incontro qui per discutere sulle possibilità e scegliere anche le opzioni sulle 3 varianti preposte. Agrigento si inizia oggi con la città di Agrigento e poi con altre città. Sindaco, lei ha già avuto una prima valutazione di quale può essere l'alternativa migliore da realizzare sulle 3 proposte? Sì, oggi si inizia per la prima volta in assoluto il dibattito pubblico per un'opera infrastrutturale che dovrà sorgere da Castelvetrano a Gela. È importante perché nel passare per Agrigento verrà realizzata una tangenziale che sarà utilissima proprio per i cittadini agrigentini. Sono 3 le opzioni, non sta a me poi decidere magari qual è la migliore, proprio il dibattito sarà per questo, poi sono i tecnici che sono competenti in materia. Voglio ricordare che oggi inizia qui ad Agrigento e finirà anche ad Agrigento alla fine del dibattito, che sarà il 2 di agosto. Dopo l'appuntamento di San Leone, oggi si inizia con Agrigento per decidere il futuro percorso delle varie opzioni della tangenziale. Ce ne sono diverse. Ecco, cosa avete pensato di realizzare? C'è già un primo, una prima valutazione o ancora è tutto da decidere? Le valutazioni si faranno al termine di questo percorso. Oggi incontreremo le associazioni di categoria, gli ordini professionali, i singoli cittadini, le associazioni ambientaliste, tutti coloro che hanno voglia di dire qualcosa e dare il loro contributo su questa opera importantissima per il territorio. Iniziamo qui ad Agrigento, proseguiremo nel pomeriggio a Favara. Domani saremo a Porto Empedocle e chiuderemo questa 2 giorni intensa a Siculiana. Alla fine si cominceranno a tirare le fila dei contributi ricevuti, che saranno poi posti in discussione l'8 di luglio a Favara, al Farm Cultural Park, in cui con un evento, con un Open Space Technology, ci riconfronteremo con gli stakeholder territoriali. Ecco, ricordiamo quali sono le opzioni. Allora, ci sono 3 opzioni previste dai progettisti che hanno soluzioni tecniche e risultati e impatto sul territorio diversi. I progettisti oggi e in tutti gli appuntamenti in questi 2 giorni spiegheranno agli intervenuti le caratteristiche di ciascuna delle alternative progettuali proposte. Allora, parliamo di questa iniziativa. Oggi ad Agrigento si inizia il percorso per l'itinerario Gela-Castelvetrano e per la tangenziale di Agrigento, un'opera sicuramente importante che può essere anche da viatico per concludere appunto il percorso, chissà, insomma, al Gela-Castelvetrano, una delle strade per completare l'anello autostradale nella nostra Sicilia. Agrigento è una delle più penalizzate e con l'ANAS pensa di fare anche quest'opera oltre alla tangenziale? È assolutamente nella programmazione ANAS tutto quanto l'itinerario, e questo per quanto riguarda l'interesse e l'impegno di ANAS non c'è alcun dubbio. È il lavoro che noi facciamo, realizzare strade nel nostro paese per servizio dei cittadini. E chiaramente dobbiamo fare i conti con quello che poi il contratto di programma e i finanziamenti ci mettono a disposizione, per cui da parte nostra c'è tutto l'impegno. Stiamo studiando l'itinerario, un itinerario che peraltro studiamo già da tempo. In funzione dei fondi al momento potenzialmente disponibili abbiamo individuato quello che è il pezzo più critico di questo itinerario e quindi più urgente da realizzare, per cui ci stiamo concentrando su questo. Ci auguriamo, insomma, che poi anche da questo dibattito, il dibattito pubblico è uno strumento nuovo, diciamo, nello scenario anche proprio nazionale. In Italia sono pochi i dibattiti che finora sono stati fatti
e che li stanno portando a termine, ed è un'occasione secondo me estremamente importante e storica anche per il territorio, perché dà la possibilità a tutti quanti i cittadini, a tutta la collettività, di poter prendere conoscenza in anticipo di quelle che poi inevitabilmente saranno le modificazioni del proprio territorio e dare nei limiti delle proprie possibilità, sempre nello spirito del benessere collettivo, il proprio contributo. Ecco, quale sarà, diciamo, su quale base si deciderà il percorso, diciamo, più conveniente, ecco, da parte anche degli attori, dei sindaci, ecco, come avverrà la scelta, insomma? Guardi, ad oggi i dati tecnici derivanti dagli studi di traffico e dall'analisi costi-benefici hanno già evidenziato quella che, secondo appunto sotto l'aspetto tecnico, è l'alternativa preferibile. Ciò non toglie che proprio l'indagine e l'analisi che noi stiamo facendo in questo periodo potrebbe apportare delle nuove conoscenze che potrebbero invece poi far pendere la scelta per un tracciato invece che per un altro. E alla fine del dibattito verranno, come prevede proprio tutto l'iter procedurale del dibattito pubblico, verranno tratte le somme, nel senso che verranno analizzate tutte le istanze, tutte le osservazioni, tutti i commenti che noi nell'arco di questi incontri che facciamo con tutto il territorio andremo a registrare e andremo poi quindi a riguardare, a capire, ad analizzare per renderci conto se ci sono delle istanze che meritano, che è indispensabile accogliere, o delle altre che possono essere semplicemente stravaganti, diciamo così. Alla guida di una Ferrari per 3 sere consecutive, incappato nelle maglie della zona a traffico limitato di Via Atenea ad Agrigento. Lo strumento, collocato a Porta di Ponte, ha immortalato uno dopo l'altro quei passaggi non autorizzati sotto gli occhi di decine di passanti, turisti e avventori dei locali della Movida, incuriositi e stupiti dalla presenza a quell'ora e del rombo del bolide della casa di Maranello. Protagonista un giovane emigrato agrigentino tornato dall'estero per trascorrere un periodo di ferie nella sua città d'origine, e per le vacanze si è regalato una Ferrari a noleggio per una settimana. Quelli beccati dal ragazzo in Ferrari sono stati 3 verbali seriali. Il giovane, forse senza saperlo, è transitato per la Via Atenea per ben 3 sere consecutive e si è visto appioppare altrettante multe serate da 96 euro ciascuna, ridotte a 68 l'una se si paga entro 5 giorni dalla notifica, per aver percorso il salotto cittadino in orari non consentiti. Gli agenti della polizia locale hanno verificato quei passaggi serali non autorizzati ripresi dalla telecamera e adesso le contravvenzioni verranno notificate all'interessato. La ZTL continua a rappresentare una delle fonti di incasso per il comune di Agrigento. Ogni mese decine di cittadini, ma anche turisti, persone provenienti dalla provincia e autisti di furgoni per il trasporto merci risultano multati per non aver rispettato il divieto di transito a determinati orari. Inaugurato a Burgio il museo a cielo aperto che impreziosisce e valorizza il territorio. Il MUCEB raccoglie una ricca collezione di mattoni da pavimento appartenenti alla tradizione ceramica delle antiche botteghe di Burgio. Arturo Cantella. Si è inaugurato il MUCEB en plein air sabato scorso in presenza della direttrice del Museo della Ceramica Contemporanea Cubana di La Habana, Suridey Res Martinez. Si tratta di un museo a cielo aperto costruito da una ricca collezione di mattoni da pavimento del XVII al XIX secolo appartenenti alla tradizione ceramica delle antiche botteghe di Burgio, un appendice del MUCEB, Museo della Ceramica di Burgio, che estendendosi così oltre le proprie mura impreziosisce e valorizza gli angoli della cittadina di Burgio. Il MUCEB en plein air nasce come una struttura museale alternativa che, pur avendo una sua definita identità, assume i toni di un'opera in fieri che via via nel tempo si potrà arricchire ed espandere grazie alle generose donazioni dei cittadini. Essi infatti potranno donare anche una singola mattonella che si andrebbe ad aggiungere alle altre già collocate, frutto anch'essa di donazioni spontanee.
Il comune di Burgio, afferma Vito Ferrandelli, direttore del MUCEB, vanta un'antica tradizione di ceramica pavimentale che risale alla fine del XVI secolo e che è una durata ininterrottamente fino alla metà del XIX. Le più antiche mattonelle esposte nelle sale del MUCEB presentano decori variegati raffiguranti motivi floreali, zoomorfi e geometrici in blu e con qualche tocco di verde ramina. Il periodo, che va dalla metà del XVIII alla metà del XIX secolo, costituisce una fase di notevole diffusione della produzione pavimentale ricca di tipologie decorative policrome delle officine maiolicane e burgitane, che venivano commissionate da famiglie borghesi, ordini religiose, congregazioni per la costruzione di nuove chiese, palazzi e ville. In tema di produzione di pavimenti maiolocati è prevista nel prossimo futuro la formalizzazione di una stretta collaborazione anche con il Museo Le Stanze al Genio di Pio Mellina a Palermo, dove 2 delle preziose sale espositive sono state dedicate alla ricca tradizione ceramica pavimentale dell'antico centro agrigentino. Il direttore Mellina ha infatti già preannunciato la direzione di un nucleo di mattonelle da inserire nel nascituro museo. A comunicarlo ovviamente il direttore del MUCEB, professor Vito Ferrandelli. Torna ad Agrigento il Simposio degli Dei, un progetto rivolto a turisti e a chi vuole scoprire attraverso cibi, musica e danze le radici greche della nostra cultura. Oggi allo STOAI conferenza stampa di presentazione del progetto. Vediamo. Oggi questo interessante progetto che ricalca un po' un'iniziativa di alcuni anni fa che ebbe tanto successo, cui il parco tiene in maniera particolare. Sì, da subito quando ci è stato proposto e che abbiamo subito condiviso e sostenuto per quello che possiamo un progetto culturale a 360 gradi molto importante. Sì, negli anni passati lì si sono fatte attività culturali. L'iniziativa proposta degli imprenditori lungimiranti è un'iniziativa che va al di là di quello che avevamo nel nostro ricordo, ma che riguarda non solo la narrazione di una città che ha 2600 anni, ma che riguarda il coinvolgimento di attività culturali e di spettacoli importanti come quello creato da Sabatteri, che ormai è una di quelle attività culturali che rendono lustro a questa area e poi connotata dagli aspetti della enogastronomia, che è una parte di turismo al quale bisogna guardare per avere un prodotto alla fine completo che possa essere in grado di stuzzicare l'interesse dei molti visitatori che mi augurano possano godere di questo nuovo spazio. Chef, un'interessante iniziativa a cui lei dà la sua grandissima collaborazione professionale. Non potevo tirarmi indietro, un progetto unico nel suo genere, bellissimo, dove grandi professionisti uniscono le loro esperienze per dare luce a uno spettacolo unico nel suo genere e che darà sicuramente traino a quello che è la proposta gastronomica e turistica a questa città. Oggi una conferenza stampa per questa iniziativa molto interessante, sì, che riprende l'idea già di qualche anno fa dello STOAI, di uno spettacolo, insomma un'iniziativa che ha anche un forte pregio culturale e turistico. Sì, la speranza è assolutamente questa. Con mio marito abbiamo voluto fortemente questo progetto e l'STOAI sarà un contenitore che ospiterà eventi, spettacoli, incontri culturali e progetti importanti. Il primo in pianta stabile sarà il nostro spettacolo, il Simposio degli Dei, dedicato tutto all'antica Grecia. Sarà in pianta stabile almeno fino ad ottobre. All'interno dello spettacolo ci sono 2 regie, quella teatrale diretta da Marco Sabatteri e quella invece è la regia del gusto diretta dal nostro chef Rosario Matina, che ha
studiato un menù ricco, tutto dedicato anche quello all'antica Grecia. Inaugurata a Montevago la panchina viola Io esisto, per sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso un QR code che approfondisce il tema della fibromialgia come patologia cronica. Vediamo. La panchina viola perché è simbolo proprio del riconoscimento, della sensibilizzazione e divulgazione della patologia. In Italia la fibromialgia non è riconosciuta, quindi i pazienti fibromialgici non hanno diritto ai livelli minimi di assistenza e non hanno quindi le medicine gratuite e la fisioterapia. La cosa peggiore di tutte è che non solo in Italia non è riconosciuta, ma la fibromialgia in Italia è a macchia di leopardo, cioè tante regioni riconoscono la fibromialgia e quindi la Toscana, il Trentino Alto Adige che la riconosce già dal 2003 con i livelli minimi di assistenza, la Val d'Aosta, e la Sicilia, che è una regione a statuto speciale, non riconosce la fibromialgia. Quindi questa panchina significa riuscire a dare diritti ai pazienti fibromialgici, dignità, perché molte persone non solo hanno la fibromialgia, ma la fibromialgia è collegata a tante altre patologie. Quindi panchina viola perché è il colore mondiale della fibromialgia, quindi i fibromialgici si riconoscono in questo colore viola. Ecco perché oggi stiamo inaugurando questa panchina viola. Quindi tutte le persone che passeranno e la vedranno attraverso la targhetta che è apposta sulla panchina e attraverso il QR code potranno capire che cos'è questa panchina e che cosa vuole significare. Chiederemo un tavolo tecnico in regione per proprio riuscire a far mettere la fibromialgia nei livelli minimi di assistenza. Oggi i motivi per esprimere soddisfazione sono due: da un lato il fatto che Montevago è all'interno di questo percorso di sensibilizzazione che l'associazione sta facendo, è inserito e con una panchina che ne rappresenta in qualche maniera le istanze, con una targa che dice di che cosa stiamo parlando. Dall'altro lato c'è un momento che è di fondamentale importanza a livello regionale per fare sì che questa patologia possa essere inserita tra i LEA, possa essere riconosciuta come è già successo in altre regioni e che con i fondi per la ricerca si possa sempre più andare avanti per trovare soluzioni a quello che fino ad oggi era quasi considerata una patologia di fantasia e che non aveva riscontro, insomma, finora, proprio perché magari a volte non ci sono riscontri diagnostici strumentali. Il paziente affetto da fibromialgia veniva considerato come un paziente che stesse somatizzando e basta. Oggi sappiamo che non è così, oggi sappiamo che alla radice c'è un problema. Un nido di tartarughe caretta nel Ragusano, dopo l'isola di Linosa, dove una tartaruga ha depositato nei giorni scorsi un centinaio di uova. Quello sulla costa sud-occidentale della Sicilia è il secondo nido scoperto dai volontari del WWF in Italia. È stato un volontario a individuare le tracce sul litorale della riserva naturale di Contrada Randello tra Punta Braccetto e Scoglitti. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Trovato un nido di caretta nel Ragusano, a comunicarlo il presidente Giuseppe Mazzotto del WWF Area Sicilia. Il presidente comunica che dopo quello di Linosa è il primo scoperto dai volontari del WWF in Sicilia e in Italia. Nella giornata mondiale dell'ambiente è stato infatti il volontario del WWF Giovan Battista Di Giacomo a trovare le tracce sul litorale della riserva naturale di Contrada Randello tra Punta Braccetto e Scoglitti, avvisando nell'immediatezza la mitica Oleana Prato, biologa e operatrice del progetto Tartaruga del WWF, che si è subito recata sul luogo constatando la bontà dell'informazione. I volontari del WWF hanno così subito messo in sicurezza il sito con un piccolo recinto, mentre venivano avvertiti i soggetti istituzionali interessati, ai quali si è provveduto a dare comunicazione ufficiale. Siamo felici di constatare che ancora una volta la natura è tornata a baciare le nostre coste, materializzandosi in una mamma tartaruga e affidandoci il suo bene più prezioso. Pensiamo quindi di poter salutarne il frutto tra la fine di luglio e i primi di agosto. La zona di Ragusa, afferma il presidente del WWF Sicilia Giuseppe Mazzotta, si conferma così particolarmente ricca di nidificazioni. 2 anni fa successe a Randello, le prime in Italia, ben 3 deposizioni di caretta. È un segno che vogliamo cogliere e condividere con quanti hanno la consapevolezza della necessità
di salvaguardare la biodiversità. Giambattista ha trovato 5 tracce di immersione e questo è probabile il sito di nidificazione. Giambattista, vuoi dichiarare qualcosa? Sì, ciao a tutti, io sono di Vittorio, provincia di Ragusa e vengo qui in questa spiaggia circa 2 o 3 volte a settimana e sono felice che finalmente i miei sforzi sono stati esauriti. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Siamo adesso alla pagina sportiva, calcio. Il Palermo riconquista la Serie B, battendo Padova 1-0. Sugli spalti 35.000 rosanero del Barbera scatenano la festa che si propaga fino a Piazza Politeama in un tripudio di bandiere, cori, balli e canti. Vediamo. 12 giugno 2022, la data è già scolpita nel cuore del popolo rosanero. Il Palermo realizza il gran sogno della promozione in Serie B, un traguardo che fino a poche settimane fa sembrava a dir poco impossibile, ma che davanti ad un pubblico commovente, quello che ha riempito gli spalti di Viale del Fante per 4 sold out consecutivi, si è materializzato in tutta la sua forza e bellezza. Una vittoria manifesto del senso e della magia dello sport, di qualcosa che somiglia ad un miracolo, ma che in realtà è il frutto del sacrificio e dell'impegno di un gruppo, quello guidato da uno straordinario condottiero come Silvio Baldini, che non ha mai abbassato la testa per centrare in pieno il bersaglio grosso. Il cielo è rosa sopra Palermo, una notte di lacrime e di gioia in tutta la città, per quanto visto al Renzo Barbera, stadio che soltanto nei play-off ha ospitato più di 120.000 persone per 4 tutto esaurito consecutivi che entrano di diritto nella storia del calcio a tinte rosanero. Una Serie B meritata come non mai dalla truppa trascinata da un sontuoso Matteo Brunori, a segno contro il Padova per la 29esima volta in campionato, ma in generale da tutto il gruppo che ha sorpreso l'Italia intera per una metamorfosi iniziata soltanto nel mese di aprile. Il futuro è adesso per il club del presidente Dario Mirri, la cui creatura ha preso a calci tutti i malumori e le polemiche dei tempi più bui. Il dato più importante, quello più impressionante, è che la società in fin dei conti ha centrato la seconda promozione in appena 3 anni. Un dato che parla da sé e che apre orizzonti ancor più rosei per il rafforzamento del club con l'annunciata cessione. Per il boato più prezioso dello storico 12 giugno i rosanero hanno fatto attendere i tifosi fino al 25esimo, quando Brunori ha infilato Donnarumma dagli 11 metri. Contro il Padova i rosa hanno sofferto davvero pochissimo, dimostrando netta superiorità nel doppio confronto. Riflettori adesso puntati soltanto sulla gioia e sull'entusiasmo di tutta Palermo, che ha festeggiato in ogni angolo della città fino a tarda notte. Caroselli un po' ovunque, a partire dallo stadio, passando per il centro storico, Mondello o per il Politeama. Nei prossimi giorni si aprirà tutt'altro capitolo, quello del futuro. Adesso però è soltanto l'ora dei festeggiamenti di Mirri, Baldini, squadra e tifoseria. Ancora calcio, l'Acragas ad un passo dalla Serie D. Il primo round della finale playoff contro il Martina Franca all'Esseneto finisce 3-2. Il gigante ha 2 risultati su 3, un piccolo margine di vantaggio in vista della partita in terra pugliese di domenica prossima. Carnaro Lentini. Ha vinto l'Acragas 3-2, ma la Serie D si deciderà nel return match di Martina tra 8 giorni. Sicuramente c'è stata un po' di delusione per il risultato uscito dal rettangolo di gioco, anche perché il gigante, sino alla metà del secondo tempo, conduceva meritatamente la gara con il risultato di 3-1. Poi un calo di tensione generale consentiva al nuovo entrato Delgado di accorciare le distanze con un forte diagonale. Per la squadra pugliese si tratta di un risultato che fa comodo e basterà vincere anche 1-0 per guadagnarsi la Serie D. Però dovrà fare i conti contro un Acragas che, se gioca come sa fare, dovrà sudare parecchio per guadagnare la promozione.
Riavvolgendo il nastro, occorre sottolineare che dopo un inizio equilibrato e ricco di tatticismi, al 6° minuto l'Akragas trova il vantaggio con un forte diagonale calciato dalla distanza e su calcio di punizione da Bellanca, che si infila all'angolo sinistro del portiere Maggi. Un vantaggio che consente all'Akragas di giocare con maggiore tranquillità, ma l'entusiasmo dura poco, perché il Martina, sugli sviluppi di un corner, trova il pari grazie a un colpo di testa del difensore Barrera che si era portato in area avversaria. La compagine dei tempi, non certo immune da colpa per il gol subito, cerca di reagire e al 40esimo Prestia, lanciata a rete, viene affrontato in piena area e mandato giù. L'arbitro non concede il penalty, che poi dalle immagini è risultato essere netto ed inequivocabile. Con il risultato di parità si va a riposo, ma nei primi 10 minuti del secondo tempo la gara prende una piega positiva per i colori biancazzurri. Infatti al 47esimo un preciso cross di Prestia in area pugliese trova pronto alla deviazione vincente di testa dello svedese Lucas Corner. Il Martina sembra avere preso una sbandata e al 54esimo subisce il tris. Ancora Corner protagonista che indirizza al centro dell'area uno spiovente. Interviene il difensore Brescia nel tentativo di respingere ed invece gonfia la propria rete. È 3-1 ed era il risultato che andrebbe benissimo in vista della gara di ritorno, ma non è così. Il tecnico Pezzulli azzecca un paio di sostituzioni che cambiano l'assetto tattico in campo ed in una incursione di contropiede trova la rete del 3-2 con il nuovo entrato Delgado. A meno di 10 minuti dalla fine l'Akragas cerca qualche sortita, escono intanto Pavisic, Majorano e Bellanca, ma il risultato non muterà più. Adesso la D passa dal rettangolo di gioco Tursi di Martina Franca. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Mister, che partita è stata? L'Akragas porta a casa la vittoria, ma servirà una grande prestazione domenica prossima in terra pugliese. Sì, sarebbe servita lo stesso una grande prestazione a prescindere dal risultato di oggi, perché affrontavamo una squadra fatta di grandi individualità, un contesto importante. L'esperienza oggi si è vista dentro al campo perché abbiamo fatto 2 errorini e abbiamo preso 2 gol. Sapevamo che potevamo soffrire sulle palle inattive la loro fisicità, abbiamo cercato di imprimere il ritmo alla gara e ci siamo riusciti. Forse ci siamo fatti ingolosire dal fatto che potevamo o c'era la sensazione di fare il 4° gol. Poi quando becchi squadre così esperte e concedi una palla sanguinosa come l'abbiamo concessa noi, è chiaro che ti puniscono. C'è un po' di rammarico o è un pezzo di presunzione nelle sue dichiarazioni? No, presunzione credo di no, credo che tutti avremmo firmato per una vittoria oggi contro il Martina, l'abbiamo fatto, abbiamo vinto, sappiamo che ora ci aspetta una gara di ritorno che deve essere meno piena di errori come quella di oggi, anche se sono state poche. Devo fare complimenti alla mia squadra perché ha affrontato, forse nessuno lo sa, ma oggi la mia squadra era piena di 2000, 99, 2003, abbiamo giocato con 3 antre dentro il campo, la loro esperienza, ripeto, si è fatta sentire, però siamo una squadra garibaldina, dobbiamo essere bravi a gestire questa settimana, ora ci riposeremo un poco, ci aspetta un lungo viaggio alla volta di Martina. Il tecnico pugliese dà le stesse probabilità di passaggio del turno, 50 e 50. Sì, ha ragione, credo che abbia ragione. Loro basterà vincere, a noi basterà pareggiare, quindi diciamo che la partita sarà equilibrata come quello di oggi. Oggi è stata anche una bella partita, anche perché ci sono state delle belle giocate da parte dell'una e dell'altra squadra. Forse ti ripeto, l'esperienza, ripeto, voglio insistere sul fatto che l'esperienza ha giocato oggi una parte importante della gara. Il primo round lo vince l'Akragas 3-2, la promozione in Serie D è comunque apertissima. Sì, abbiamo visto la partita di oggi, insomma, bellissima. Secondo me anche in Serie D si fa fatica a vedere una partita del genere, come intensità, nonostante il caldo, nonostante siamo a fine stagione.
Devo dire che bisogna fare un plauso a entrambe le squadre, a entrambi gli allenatori, a entrambe le società. Il mio modo di vedere è stata una partita dove ognuno tirava il proprio cazzotto e l'altro rispondeva. È sembrato questo, sembrava un incontro di box. La partita un po' è cambiata, devo dire, l'1-1 primo tempo penso sia giusto, anche se ripeto il primo quarto d'ora dell'Acre che è stato di buona intensità, poteva anche, ci ha un po' sorpreso, però poi dopo noi pian piano abbiamo cominciato a giocare, entrambi i gol sono venuti su calci piazzati ma potevano venire anche su azioni. Nel secondo tempo dopo un minuto abbiamo avuto quella palla clamorosa davanti alla porta, i due nostri, azione successiva, fallo, calcio di nuovo, calcio piazzato. Ci siamo fatti trovare anche un po', diciamo, abbiamo sbagliato l'uscita anche il portiere, però ci siamo fatti trovare, devo dire, non bene, da rivedere se c'era fuori gioco o meno, ma comunque abbiamo poi subito, devo dire, 10 minuti di sbandamento, perché ragazzi adesso noi siamo arrivati primi nel nostro girone in Puglia, abbiamo fatto una finale, abbiamo dato 14 punti alla seconda, ci siamo ritrovati a giocare questi playoff, siamo stati 1 mese e mezzo fermi. E abbiamo ripreso e devo dire che abbiamo ripreso bene contro una buona squadra come lo Ionica, è stato molto, anche l'Acragas ha dovuto faticare molto con le Licernie. Io direi di fare, poi dopo il 3-1 abbiamo ripreso, penso loro hanno avuto effettivamente poi un crollo perché hanno spinto tantissimo, come era giusto che fosse. E noi abbiamo provato anche con l'inserimento di un paio di giocatori a prendere campo, l'abbiamo preso, abbiamo fatto il 3-2 e se siamo più attenti potevamo anche in contropiede fare il 3-3, sarebbe stata veramente è stata una partita a cardiopalma, complimenti a entrambe le squadre, adesso sappiamo che se vinciamo siamo in Serie D, noi almeno solo il 3-2 ci porterebbe supplementare, però una vittoria in casa ci porta in Serie D, così come l'Acragas sicuramente verrà a fare la sua partita lì a Martina. Playoff Serie B di basket, una Fortitudo Agrigento perfetta, batte Rieti e va sull'1-0. Domani, martedì 14 giugno, gara 2, sempre al Pala Moncada. Vediamo. Coach, la storia insegna che non bisogna festeggiare in gara 1 perché ancora è prestissimo, si è iniziata adesso, il percorso è lungo e sicuramente tra 48 ore ci sarà un'altra partita, però più 20 con un terzo quarto da 32-13 come parziale, sicuramente sono dati importanti, una statistica altissima, il 70% da 2. Quanto sei soddisfatto di questa Fortitudo che è stata semplicemente meravigliosa? Stasera siamo stati molto bravi a fare la partita che dovevamo fare in questo ingresso di serie. Avevamo chiesto ai ragazzi di essere ordinati in attacco, ma più che altro di avere un grande impatto dal punto di vista difensivo. L'abbiamo fatto onestamente, l'abbiamo provato a farlo bene. Nel terzo periodo ci siamo dati da fare in difesa, siamo riusciti a segnare con continuità. Onestamente abbiamo segnato con delle percentuali molto alte, di questo ovviamente non possiamo che essere soddisfatti. Credo che però, a prescindere da quello che è il rendimento offensivo della partita, quello di cui vado più soddisfatto è stato l'impatto difensivo, nonostante comunque Rieti abbia tirato con quasi il 40% da 3 punti, con il 53% da 2, sono contento dell'atteggiamento, di come abbiamo approcciato la partita, di come siamo stati all'interno della gara e più che altro di come siamo cresciuti dal punto di vista dell'intensità difensiva, quindi di questo sono contento e credo che questo debba rimanere l'impronta che dobbiamo provare a dare alle nostre partite anche continuando la serie. È inevitabile pensare che quando Cosimo Costi gioca fa anche la differenza, visto che quanto è mancato nelle partite scorse, oggi invece quanto è stato importante il suo apporto a questo match? È stato importante come sono stati importanti tanti altri giocatori, sicuramente Cosimo ha qualità offensive, ci permette di alzare un po' la fisicità in difesa. Stasera è stato molto bravo a andare a cercarsi i suoi tiri, a metterli, non era semplice dopo tanto tempo che era fuori, che è stato fuori, perché comunque era un bel po' di giorni che non aveva riprovato il feeling con una partita. Stasera è entrato, l'ha fatto molto bene, i compagni lo hanno aiutato, però credo che in una partita in cui, se non erro, abbiamo 5 giocatori in doppia cifra, credo che Cosimo sia riuscito ad entrare in quello che è stato il sentimento di tutta la squadra, di provare ad essere aggressivo sia in attacco che in difesa. Poi ovvio che è andato a cercarsi i suoi tiri, li ha messi dentro, quindi siamo contenti di riaverlo al 100% e speriamo continui a darci una mano così come ha fatto stasera. Difficile da pensare che si possa avere una gara 2 con la stessa, non tanto con la stessa intensità, ma con
lo stesso divario anche di punteggio, quindi come si affronta adesso tra 48 ore questo match, dove possono essere le insidie? Il difficile è relativo, dobbiamo resettare, dobbiamo approcciare a gara 2 sapendo che dobbiamo farlo con la nostra intensità difensiva. Sicuramente loro sono una squadra che ha tantissime armi dal punto di vista offensivo, quindi troveranno adattamenti sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Sarà una gara completamente diversa, però d'altronde le serie si giocano nei dettagli tecnici e tattici. Sicuramente loro hanno giocatori di esperienza che magari cercheranno di rendere più di quanto non hanno reso stasera. Noi dovremo cercare di trovare due cose da cambiare in vista di gara 2, recuperare le energie, però sicuramente la cosa importante dal punto di vista mentale è tirare una riga e sapere che sarà una partita completamente diversa, sia per quello che sarà il nostro approccio, sia per quello che sarà sicuramente il loro, quindi dobbiamo sapere che sarà una partita completamente diversa e andrà vinta probabilmente in maniera diversa. Vogliamo che comunque il nostro modo di giocare, di stare in campo, l'energia, le facce viste stasera, il feeling che c'è stato, e colgo l'occasione per ringraziare il pubblico perché è stato clamoroso, perché ci ha spinto in ogni momento della partita, sicuramente quello vogliamo che rimanga lo stesso. Poi sappiamo che è una serie playoff con una squadra di livello altissimo dal punto di vista tecnico e di talento, quindi sicuramente non abbiamo fatto niente, ce lo siamo detti a fine partita, dobbiamo stare giù con la testa, continuare a lavorare, perché ovviamente una gara vinta all'interno di una serie così lunga non si... Ale, dobbiamo dire che è soltanto gara 1, però è un risultato veramente importante. Ti aspettavi questo tipo di partita? Mi aspettavo questo tipo di partita dal punto di vista dell'intensità e della fisicità, che anche loro hanno cercato di alzare da subito e ci hanno messo in difficoltà. La serie è iniziata, sicuramente ora tutte e due le squadre sono dentro questa serie che sarà lunga e siamo ovviamente contenti, ma di 1 o di 20 sappiamo che non cambia niente. Siamo stati bravi a impattare anche noi fisicamente, a tenerli il punteggio basso possibile e niente, è la prima, va bene, ma è la prima. Al rientro dagli spogliatoi sicuramente è successo qualcosa dove si vede un parziale di 32-13, quanto è cambiato nel corso della partita la Fortitudo? Ovviamente è cambiata, perché quando le cose vanno bene e quando ti spendi tanto in difesa e poi in attacco viene ripagato, sicuramente la fiducia sale, le cose diventano più facili, però l'abbiamo costruito da dietro, l'abbiamo costruito difendendo e l'abbiamo costruito insieme. Un palazzetto che ha visto oggi quasi 2000 persone, questo non solo vi ha un po' emozionato ma vi ha anche gasato. Sì, sicuramente, noi abbiamo bisogno del calore della gente, abbiamo bisogno che qui sia un inferno sportivamente parlando, anche perché a noi poi aspetterà andare lì e noi vogliamo andare lì con il miglior risultato possibile, ma siamo sicuri che lì ci aspetterà altrettanto e quindi dobbiamo cercare di far valere il fattore campo e soltanto la gente può aiutarci a fare questo. Gara 2 tra 48 ore, come si affronta questa partita? Cosa vi aspettate adesso? Si affronta recuperando, si affronta stando lì con la testa, si affronta cancellando il risultato ma tenendo ciò che di buono ha funzionato, perché va perseverato, va mantenuto. Sicuramente non possiamo fare non un centimetro indietro ma un millimetro con una squadra forte come la loro. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.